4 chilometri, divide in due parti pressoché uguali la laguna di Orbetello, tra il Monte Argentario e l'attuale costa del continente. In primavera, i pescatori cominciano a preparare le palizzate che serviranno per gli sbarramenti. Lavoro paziente e metodico, fatto con gesti quasi meccanici, tramandati da secoli di padre in figlio. Il tessuto di canne viene arrotolato come un tappeto e trasportato in piena laguna. Conficcate nel bassofondo e distese per interi chilometri, queste palizzate porteranno un nuovo elemento di colore al paesaggio. Il Bondanone. Così si chiama il tratto di un canale con cui le acque della laguna comunicano con il mare. È in questo corridoio che sarà tesa ai pesci la trappola micidiale. Costretti da un percorso obbligato a passare di qui, essi finiranno nel pozzo della morte. Quando i venti impetuosi dell'autunno annunciano la cattiva stagione, le prime a raffreddarsi sono le acque della laguna. In quel metro di fondo tutto si cambia nel giro di poche ore, perché l'abbassamento della temperatura semina la morte tra i batteri e i microorganismi che costituiscono per buona parte il pasto dei pesci. Essi non hanno più di che nutrirsi. Inoltre, l'improvviso raffreddamento delle acque li spinge verso le più tepide profondità marine. L'uomo li attende al varco. L'emigrazione dalla laguna al mare dovrà effettuarsi per le vie obbligatorie, predisposte con le palizzate fin dalla primavera. Si lancia la rezzola, che è una speciale rete quadrata fatta a sacco. L'istinto della conservazione mette un primo allarme nel sottofondo. La massa dei pesci ha come un fremito. A mano che la rezzola viene tirata per i capi, il fermento cresce, diventa frenetico. Lì sotto avviene il finimondo. Le vittime cozzano fra di loro, si squamano. In una disperata ricerca di salvezza, forzano il loro stesso elemento. Saltano letteralmente in aria. Questo è il momento più delicato. Decine di quintali di pesce sono ormai nella rete. Bisogna tirarla a riva con cautela. Bisogna alleggerirla di contenuto, mentre la maggior parte di essa è ancora sott'acqua. Un minimo strappo, pressato da quel peso, diventerebbe una breccia e tutto il lavoro finora compiuto si annullerebbe. Entrano in azione i coppi. Servendosi di queste reti a manico, i pescatori riusciranno a trasportare il pesce dalla rezzola alle cassette, rovesciando in dentro, in una continua e spettacolosa pioggia d'argento.
Comincia la cernita, orate con orate, cefali con cefali. Qualcuno assiste allo spettacolo in attesa di trarre profitto dal bottino. Un altro lo preferisce al vivo. Zap! Bel colpo. È stata una buona giornata. L'abbondanza, si sa, porta sempre molta eccitazione. E questa ha un suo coronamento naturale.